entro l'estate. Dai, qualche data sull'autonomia in agenda? Fammi dare dei numeri a caso, entro l'estate comincia e finisce. Non si sbilancia il vice premier Salvini, che non dà una data precisa per l'autonomia nonostante il pressing dei giornalisti, ma si limita a dire che tutto è pronto e che entro l'estate si farà. Dal Presidente del Consiglio ho avuto rassicurazioni sull'iter per approvare l'autonomia, quindi Consiglio dei Ministri, Commissione, Consiglio dei Ministri, Regioni, Parlamento, quindi il lavoro è stato fatto, siamo pronti anche su questo, sulla flat tax siamo pronti entro l'estate. Dunque ormai i tempi sembrano maturi nonostante le difficoltà all'interno dell'esecutivo giallo-verde su questo tema e il ministro Stefani, sottolineando che si tratta di un percorso articolato, ricorda lo stop dei 5 Stelle nel confronto di governo. Abbiamo un dibattito, un confronto con il Movimento 5 Stelle che si è fermato ancora qualche mese fa. Io continuo ogni volta a chiedere che venga riaperto, perché io non amo che vengano fatte magari discussioni giornalistiche al di fuori di quelli che sono gli ambiti nei quali invece si deve costruire un progetto. Quello non ci sta bene. Ringrazio il vice premier perché sull'autonomia è stato molto chiaro, ha detto il governatore del Veneto Zaia. Il Consiglio dei Ministri vara la preintesa, che è il nostro progetto, la manda in commissione parlamentare, lì verrà osservata, verranno fatte tutte le proposte del caso, dopodiché tornerà con tutto questo materiale sul tavolo del Consiglio dei Ministri, quindi Regione e Presidenza del Consiglio si affronteranno il testo con tutte le proposte di modifica e troveremo un accordo per firmare l'intesa. Ma l'importante è che esca dal Consiglio dei Ministri la preintesa.